Picciottino giapponese, questa cosa è l'aria perché io me ne sei e io me ne volessi. Oggi già praticamente fece 16, ma su 16 anni e io un giorno ero alla tavola a mare, bello tranquillo, per i fatti miei, mi solo telefono, come ci è successo la base. Eppure io a per rispondere, però non era mia moglie. Se la mia moglie era preoccupante. Io non confermo né smentisco. Mi chiamarono in Canada per dirmi hai tutto pronto, o vieni. E mi faccio la gara. E fu così che io mi andivo 16 anni fa e avevo 16 anni con una riesce a trovare la strada per tornare a casa. E le cercate, e stai cercando ancora. E una volta arrivato in Canada mi ricordo che era assettato là con un mio collega palestinese, quando ancora i palestinesi si potevano muovere. E mi stanno ammazzando una come siamo tutte feie a battagliare, non fare niente. C'era una giocata collega algerino, un collega spagnolo e si avvicina un picciotto greco. Noi ci facevamo traduzione, eravamo tutti insieme. Si avvicina a questo picciotto, un italiano fa una faccia, una razza, si dice in linguaggio. Per dire che siamo tutti insieme, se io mi filmavo un modo e ci pensavo. Ma vuol dire che siamo tutti figli della stessa madre. E adesso come può essere questa madre? E immagini ce n'è uno, un mare mediterraneo. Perché tutte noi, che siamo cari, tutti i sessi che ci sono intorno a questo mare, la prima cosa che facciamo appena arriviamo a casa è battere per la finestra e tagliare fuori. Pure se non hai la finestra che taglia a mare, la prima cosa che fai è ti metti col su mettere la ghiacchia per chi ti abbracciare con questa madre, che proprio non ne potevo separare. E allora ogni tanto io ci penso e dico io voglio tornare a casa, e ci penso, ci ripenso, ci stai notte sane senza dormire perché dico io e trovare la strada per tornare a casa. Ogni tanto mi pare che è un miraggio, tipo la fata moicana, no? Avete presente la fata moicana? D'effetto ottico, lì vai cuzzo e no mare, che pare che fossero sospese all'aria, appoggiate. La fata moicana. Però la fata moicana non fossero. La fata moicana era un cielo, una scatoluzza di lana che pigliava cristiani del cassutta e si portò da sopra per travagliare per tanti anni. La fata moicana chiamavano un cielo di terrone, una lannuzza con cristiani di valigie caitune, scarpe caitune, piccoli da mucchiate, tutte che se ne partero da sopra per travagliare. E questi terroni appena arrivavano da anch'io, li chiamavano coreani, perché si andavano a cristiani nei coreani, che erano palazzi quadrati, senza manco essere allazzate alle fognature, lontane dall'occhio borghese della città. E chiamavano pure coreani perché dalla Corea tanto non si sapeva tanto. Si sapeva solo che parlavano una lingua che non si capiva. Esattamente come la nostra lingua quando arrivavamo da un capo e ne ricevavamo di tutti i colori. Eppure se ci pensate per un minuto io sono uno di tante figlie che hanno a ringraziare a questi cristiani che se nero, ma te non tornerò più, perché se io ora posso tornare 4-5 volte all'anno, io c'è dire grazie a Dio. La facciamo in gara chi sono? Cruce e dolore di tante. Cruce e dolore di tante che pensano tutte cose e muoiono da fuori. E io da fuori non ci muoio. Non ci muoio. E capisci te? Siamo tutte belle, mi stiamo abbracciando, ma io molto in tuo cuore perché mi sento, però chi se lui te metteranno e allora la maffare giusta, lui te metteranno, ma visto che siamo un Palermo, voi già sapete perché si dice lui te metteranno. Arrivano parlavo. Si diceva lui te metteremo perché i panellari e spincionare quando vendevano cose li potevano vendere a quote. Praticamente noi avevamo una specie di azionato bancario ante litteram. Un panellaro che faceva? Poteva vendere un panino di paniere a quote, mentre che costava 30 lire. Potevano partecipare i cristiani e mettere 10 lire l'uno. E poi quando ne scevano i numeri, pigliavano i numeri della tombola. Se il totale era sotto i 90, e allora si ammoccavano un panino che decapavano, ma se era sopra i 90, i piccioli si ammoccava sempre un panellaro. Ora è più facile fare sopra i 90, no? Sotto i 90 non ci sai mai. E quindi un panellaro, quando ci mancava una quota, aveva bisogno di piccioli e cominciava a abbanniare. Lui te metteremo! E i cristiani si arrecampavano, ci mettevano le cifre e si accattavano un panino. Chi si è Palermo? Palermo fu per tanti anni abbanniate, panielle, spincione, Palermo è assai, Palermo è tanto. Io mi ci fermo a pensare e dico, ma com'è che un picciotto e io come tante avoce che siamo fuori da tanto tempo, abbiamo fatto un sacco di cose, ci manca sempre questa benedetta città.
che te l'hai bruciato. Non ci puoi stare, tu non ci vuoi mamma. Ti dice io mi metto in nero in Palermo perché il cuore mi batte tanto. E allora un giorno mi ci mise a pensare, ci pensava e disse, ma può essere sempre questa storia sole, rumare, rumanciare. E poi capivo. Ora ci sono un sacco di picciutte nichi, però qualche grande c'è, forse sul poeta. Stiamo parlando di 600 anni fa. Vi ricordate quando a Monte Pedderino facevano gli spettacoli alla sera? Certo. Facevano teatro di chi bello, di chi nuovo, di chi palermitanità, e stacchiavano da un capo perché c'era un fisco. E te tagliamo una bella cosa a teatro. Un fratello mio padre, nel senso, signore, in Australia nel 69, e tu andavo una volta ogni 10 anni. E dando dai sate tu no. E giusto dai sate si chiama decisione di acchianare una Montepedderino mentre c'era questa manifestazione teatrale, giusto, stasera facevano Palermo ancora. Con Borlano, con Sciveretti, con Benassai, cosa fina. E noi c'eravamo tutte da talere un rancotano, perché un po' talere altro, c'era un rancotano e t'aveva che stare fermo a talere un rancotano. E non si adunò sino all'ultimo, che quando finì lo spettacolo e sta domani luce, mezzo Enzo che anceva come un piccerito, per quanto ci mancava a casa. Non è che è un mare, è un sole. A qui ci siamo! È Palermo! È Palermo!